Borghesi il 26 dicembre del 1194 da Costanza d'Altavilla, regina di Sicilia, e da Enrico VI Hohenstaufen, imperatore del Sacro Romano Impero e figlio del valoroso Federico Barbarossa. Una volta maggiorenne dunque, Federico avrebbe governato su territori vastissimi, ma prima di poter regnare come era destinato a fare, il nostro Federico dovette far la voce grossa. Irino! Maestate! Lui è Pier della Vigna, o delle Vigne, o Davinea, protonotaro alla corte di Federico. Nella pratica si occupava di redigere e correggere documenti di Stato, di modo che con i suoi giri di parole potesse far girare la testa a chiunque con buona volontà si azzardasse a leggerli. Intelligente, arguto, colto, ma soprattutto chiaro nel parlare, Pier della Vigna, o delle Vigne, o Davinea, era l'uomo perfetto da avere al proprio fianco per chi, come Federico, aveva ogni giorno 1000 vitali questioni da risolvere. Pirino, ven a caga chi sta non me vene. 8 di longo, e come luci trolo, comincia duci e finisci amaro. Io mensa idea alla risse, ma se poi sbaglio come faccio a scancellare? Io disdegnerei di seguire la strada dell'error che pronta v'aspetta. D'altra parte la via corretta è per... Finisci la gioia che avevamo solo 10 minuti di spettacolo oggi. Potremmo fare solo la prima scena, poi andiamo a chiedere con festival a capo a continuare. Allora, la sai o non la sai? È un doppio fenzo, maestate, ammiccante allo scurrile. Suppongo sia l'amore. Amore. Vero, Pierino, ci state. Ma come scrissi stu libero enigmistico che mi piace assai? Michele Scoto, maestate. Oh, Michelino. Pierino, ma tu a Michelino quando parlo capisci? Effettivamente è fimastica il fillabe, maestate. Iddo. Difatti è scoppese, preferisco di gran lunga i suoi scritti. Ha una padronanza retorica davvero notevole. Farebbe bello affrontarlo in una gara di Stilus Supremus. Ah, non lo sapevo, Pierino, che tu pensi sulle gare. Chisto, invece di fare s'affari miei, non faci altro la mattina a sera che a scrivere. Scrivere poi per che cosa? Per farsi bello. Tagliato come saggio scrivere bravo, tagliato come saggio scrivere difficile. La retorica è un'arte sopraffina. La lingua è un muscolo e come tale va tenuta in esercizio. Perché, Pierino, tu scrivi che la lingua? No, maestate, no. Allora che cosa c'entrasse la lingua? Lingua sta per parola e parola sta per parlare. Parlare bene è oggetto di retorica. Parlare di lingua piuttosto che di retorica è per l'appunto retorica. Ma c'è mio Pierino! Con tutti sti giri di parole mi fa girare la testa. Chi ste su attentati alla corona? Fammi noti. Maestate? Niente, stava parlando solo. Allora, ci ha fatto scrivere un trattato su sopra questa cosa che è importante, tutto va certificato tutto. Su cosa, maestate? Ma c'è mia Pierino, arrispigliate perché mi sta parendo un alluppiato di luna. Sopra l'ho fatto che la lingua è modda e non una velossa. No, maestate, ancora no. Ecco, lo sapevo io. Allora, picchia per favore carta e penna e scrivi una lettera a di 4 scappate di casa delle professore d'anatomia di Salerno. E ci scrive per favore che io, che sogno l'imperatore, voglio un trattato. Massimo 100 parole, Pierino. No, maestate, 100 parole, no. No, Pierino, senti, l'ultimo caligione all'icciatò, o sapete che cosa feci dopo due versi, 2 righi? O sapete che cosa feci? S'appulicò a 4 veri fino a Castellaccio e sito a testa Puzzuni. S'ammazzò e poi ne lamentavo che la burocrazia è lenta. Certo, Pierino, per leggere la licciatò ci vuole una nottata su tanti narcolettici e una mattinata su Tavalium. Avanti, a essere sintetico e puntuale. Allora, ci scrivi che io voglio sapere, voglio avere un trattatus breve, come bene che la lingua è modda e non la velossa. Farà fatto, maestate. Ma poi è vero, l'ossa non lave. Allora, Maestate, io... Maestate, io penso che la vostra lingua dovreste lasciarla in pace. E io penso che ogni tanto la lingua tutta ha visto a mozzicare. La questione della lingua è una questione importantissima, che se non arrobano l'idea. I toscani, chi ti subischiano, chi tu sai che fanno?
che disinventano a lingua sola e poi pretendono che tutte le ce ne insegniamo. Giammai! Ma maestate, noi abbiamo già una nostra lingua, il latino. Ah, un latino! La lingua no papa, lingua di serpente. È la lingua della nostra politica, la lingua delle nostre leggi, la lingua dei romani dall'impero dei quali il vostro difende. Non vi fate chiamare voi Fef, imperator romanorum. No, io voglio che tutte parlano la lingua dei siciliani e m'ampuntai. E sai che quando io m'ampunto... Con vostia non vi fa manco un punto. Appunto. Pirino, ha visto che te lo sta insegnando magari tu siciliano? Ma fare in modo che sto siciliano diventa lingua importante, non lingua di quattro scarsapaghiare e scappate di casa. Che siamo arrivati, signori miei, al punto che io, che sogno l'imperatore Federico II, quando parlo la mia lingua, che è lo siciliano, tutti mi tagliano come se fossi un pecoraro. Con tutto il rispetto per i pecorari, perché non è colpa sua se se ne hanno in giro a pascolare i pecore, poveri bestie. Le pecore. I pecorari, povere bestie! Pierino, la gente si la mettere in la zazzera, che parlare siciliano è parlare volgare, ma non perché sto a parlare male. Pierino, ma ha sentito che poesia che mi esce la bocca? T'ha scritto chi starà bella? No, ma state... Pierino, quante volte te l'hai detto che a camminare sempre culo staccato, non essere volgare, Pierino, cotacquino. Difatti eccolo, maestate. Essere sempre pronto a cogliere la mia saggezza, che poi amo scrivere la storia di vita Federici scritta a Federici. Cui? Come? Federico, ablativo da gente. La gente sta pensando a ablativo to. Finiscila, Pierino. Tu pensi ancora con scecco a bola e o papa preia. Può ripetere la massima? La massima c'è 120, ma che no? Maestate. Ma niente, facciamo solo. La massima è questa. Parlare siciliano è parlare volgare. Ma non perché sto a parlare male. Benissimo. Benissimo. La cultura! La cultura! Pierino, io posso capire che la cultura fa scandare la gente, ma non così però. La cultura! Che è facile, Pierino, ora ve lo spiego. Se facciamo con il siciliano diventa lingua di cultura, lingua di persone importante, la gente che già sa il siciliano, ma che non si interessa di cultura, si comincia a interessare di cultura e cose importanti. La gente è così, la gente più cose sa e più cose vuole sapere. La curiosità, Pierino. L'insegna dell'umerregno a passare la curiosità per la novità, per le cose belle della natura. Pierino, la curiosità però è una cosa che si insegna. Ci volessi come una scuola, chissà. Maestate, dovrebbe fondare un'università. Pierino! Maestate. Mi viene un'idea. Avessimo a fondare un'università. Ma di onde mi vengono queste idee, io non lo so. Immagini, Pierino, gente che c'ha curiosa e ne esce ancora più curiosa, che con la curiosità e la conoscenza tangerà il mondo. Che farà la mia università, le porte del mondo aperte avrà. Prevo nota, maestate. Farà la mia università, scrigno di conoscenza addiventerà. Bella anche questa, maestate. Farà la mia università, le piatti a Londra laverà. Igienizzare prima di tutto in questo periodo, signora. È importante magari questo. Giusto. Dove la fondiamo questa bella università federiciana? A Palermo. Ma che Palermo, a casa mia? No, che poi i picciuttazzi si imbriacano e mi fanno bordello nei ciazzi, no? A Catania, allora. Pierino, che poi ci faccio un contratto a un professore e c'hai a fare a tutta la 7ª generazione, finiscila. A Firacufa. Ma così ancora fra 800 anni stiamo aspettando. E allora proprio non faprei, maestate. Lo faccio io. A Napoli. Napoli. Perché Napoli? Napoli, perché è città di grande personalità che tutto il mondo non invidia e non riconosce. Carmelo Zappulla e Maradona in primis. Motto. Motto. Un bel nome di oro, morio. No, maestate, intendevo il motto, la frase in latino. Signor, ma chi sta fissato con sto latino? Allora, facciamo così. Dello portale dell'Università di Napoli ci fa scrivere
alla fontana di la scienza e all'ovevaio delle conoscenze. Ecco. Benissimo, quindi in latino farà ad fiemfiarium auftum et feminarium. Doctis! No! Mentre mia, ma zattai una volta! Mi stupisco di voi. Infatti mi chiamano Stupor Mundis! Mondi! L'istruzione mia quando faccio latino! Ad fiemfiarium auftum et feminarium do, 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 re, mi, fa, sol. doctri, a noi serve il genitivo plurale, maestade, quindi Dottrino! no, dottrina, No, dottrina, no, bottiglia! Vino! Coca-Cola! rum, Rum! Pirino! Vieni con rum, ti mangio fichi tu, eh? doctrina, rum, ad fiemfiarium auftum et feminarium doctrina, rum. Io ritengo assolutamente inaccettabile che un uomo di così tanta cultura come il qui prevente imperator romano Rum! sia fientemente fallace nella conoscenza di una lingua fit tanto importante nell'atto dell'imperare, ovvero di amministrare il proprio potere, il proprio impero. Rium! Rium! Era una Isula, Nai, disgraziato Dio come fai? Ora l'occhio ti sta temuto. La mia università a studiare conoscenza per tutti allo stesso modo. A sire come una fontana che stida acqua e uno ci pone a bere tanto le piccioni quanto le grifoni. Ah, Pierino? Fuori di la mia università la chiesa, perché con tutto il rispetto non ci scappa niente. Obiezione. Respinta! Nelle università si parla comunque il latino, non il Ma siciliano. io ci dico che non parlano siciliano. Non esiste un siciliano, maestade, non esiste un corpus di testi, una grammatica che faccia da riferimento. Chi stai ragione, Pierino, chi stai ragione? Ulintinisi! Ale mancoro l'intinisi a corte! Messere Jacopo. Jacopo Ulintinisi! Chiedo, signora mia, che invece di entrare in pensione d'accompagnamento non fa altro la mattina sera che scrivere canzoni e canzonetti. Ti pare che non lo saccio? Fonetti, maestade, li chiama fonetti. Fonetti, io sapevo che chiama Fonetti. Pierino, ma che cosa fossero sti sonetti? Ok, Firius, cos'è un fonetto? Temo di non aver compreso, messere. Ok, Firius, cos'è un fonetto? Temo di non aver compreso, messere. Ammobila! Un sonetto è un componimento poetico di 14 versi, divisi in 2 quartine e 2 terzine, variamente rimati. Ecco, bene. Ora ci dici per favore, via Lipsa, ci scrivi a Jacopo che va a scrivere sonetti solo in siciliano. Ecco. Ma quale siciliano, maestade? Mazzi mia Pierino, dici che si lo inventa. Oh, e d'ogni ordine magari che tutti gli altri schiffariati della Mecuria hanno a scrivere alla maniera della scuola siciliana. Pierino! Ah, mi sta poesia che mi esce la bocca. Ti piace sta dizione? Ah, scuola siciliana? Ma inventai ora. Scuola siciliana? Signora, lo può ripetere magari lei? Scuola siciliana! Si può dire lento? Scuola siciliana? O magari veloce? Scuola siciliana! Bello, mi ci metto un menso magari io, perché a mia poesia, visto, mi esce spontanea e arriva mi viene buono. E di cosa parleremo, maestade? Di politica? No, di filosofia. Sì, certo, di cuneo fiscale e di referendum. Pierino! La poesia della scuola siciliana va a parlare solo di cicciola. Maestade! Voleva dire amore. Hai sganciato la risposta alla domanda. D'amore, ecco, solo d'amore. Giusto, maestade. D'altra parte, l'amore è una questione di lingua. No, maestade, non intendevo quello. Volevo dire che se uno fa usare bene la lingua... Pierino, ma che cosa stai dicendo? Che si scecco e magari cretino? Oh, ma che impazziste? Lo sapevo io. A Jacopo va a fare protonotaro, no a Tia. Che anche tu ce la sai notaro, proto, magari io va a essere, no tu, scecco. Eppure non è difficile, Pierino. Ora te lo spiego. È facile. Non è l'amore che è questione di lingua, è la questione della lingua che è magari una questione d'amore. Pierino, quando uno la sua lingua l'ama, si sente perché quando la parla pare che ci fa l'amore. Ogni parola
è una carizza che ci fa la soverra. Ogni cadenza è una pagina di storia e ogni accento è un pezzolone che ti scoti fino alle radici. Giusto, maestade. Posso aggiungere qualcosa? La questione della lingua è anche una questione di appartenenza, quindi di identità, quindi di libertà. Spittio tutto da una volta, Pierino. Un popolo diventa povero e servo quando gli rubano la lingua, quando le parole non figliano più parole e tra loro si divorano. Me ne accorgo solo ora, che accordo la chitarra del dialetto, che perde una corda al giorno. Siamo orfani, eppure l'avevamo, amaci. Ne la rubarono. Aveva le minne a fontana di latte, ci vippero tutti. Ora ci sputano. Non restò a voce, dita, a cadenza, a nota vascia, du sono, du lamento. Chi si non ne può rubare, no? Non ne può rubare, ma siamo Poveri e orfani. lo Tu stesso.